Allora, prima risolviamo l'argomento, ci sono altre scadenze, altre cose che daranno avvio tra non molto, abbiamo parlato appunto sempre della sburocratizzazione, di altri... Abbiamo parlato dei giovani, ma non dimentichiamoci le nostre aziende agricole, cioè nel senso che anche le aziende agricole avranno la possibilità, sempre all'interno del piano di sviluppo rurale, di accedere a dei contributi per migliorare la propria efficienza, e quindi le nostre aziende agricole Quindi hanno contributi per migliorarsi, quindi per migliorare migliorativi, e avere perfetto. per poi produrre un prodotto che costi meno sostanzialmente, e quindi dare la possibilità alle aziende di avere più reddito, come è stato ricordato dal Mantenendo la qualità elevata e la sicurezza... certo, mantenendo la qualità e la sicurezza. Ricordo sempre che le nostre aziende sono super controllate. Un'azienda da latte ha circa 14 controlli al mese, 14 controlli, quindi voglio dire, sono aziende super controllate. Perché? Ma perché producono un prodotto che deve essere controllato. Il nostro consumatore, i consumatori devono sapere da dove arriva questo prodotto, come è stato fatto, e quindi la garanzia alimentare. Questo è un elemento importantissimo che i nostri agricoltori non si sottraggono, anzi. Perfetto. PAC. PAC? PAC. PAC, bel problema, perché in visione, visto che oggi il tema è l'agricoltura di domani, vede che il sovvenzionamento e questi tipi di contributi nell'arco di 2 o 3 anni porterà a una decurtazione di questo reddito, di questa integrazione al reddito aziendale di circa il 38-39% alla fine del 2020. Ce n'è meno, quindi non c'è da piangere, però neanche da star felici. Esattamente, è che magari in Italia e nel Veneto siamo riusciti a compensare con queste misure del PSR agroambientali che andranno a integrare questa mancanza di reddito. Però l'importante sarebbe valorizzare il prodotto in se stesso, perché alla fine la PAC è un contributo che va a integrare il reddito aziendale, però magari non va a valorizzare la qualità del prodotto che viene effettuato. Se negli ultimi periodi andiamo nei centri, nelle grandi distribuzioni, andiamo a vedere che ormai non si parla pochissimo di Made in Italy, ma si parla in Made in EU. EU vuol dire che è Europa, noi siamo Europa, però sicuramente negli altri paesi, nei paesi dell'est o in Ucraina, le regole non vengono rispettate come quelle italiane dal punto di vista qualitativo, e anche i controlli sono sicuro che non sono paragonabili a quelli a cui l'azienda italiana si deve sottoporre. Però quel prodotto dal punto di vista economico viene quantificato, visti che non ci sono i controlli, meno regole, sicuramente si può produrre a meno costi, però quel prodotto poi entra in Italia e va a deprezzare la qualità nostra. Questa è una battaglia che sicuramente dobbiamo mettere in campo per difendere le nostre aziende, perché altrimenti non ci sono spiragli di luce oltre questo tunnel di buio, ma alla fine di questo tunnel troveremo sicuramente non un barlume di luce, ma un mare in tempesta, a mio avviso, se non ci diamo una... Sì, ma c'è anche un aspetto legato in generale. Allora, ci sono diversi agricoltori, anche e soprattutto agricoltori di nicchia, che hanno delle produzioni che sono delle DOP, sono produzioni anche particolari, ricercate, tipiche del nostro territorio, non solo in Veneto, anche in altre regioni d'Italia, che hanno trovato la via di salvezza con l'export, ma export importanti in paesi come la Germania, come la Francia, in capitali internazionali, dove il prodotto lo puoi vendere a un prezzo anche più alto, elevato. Hai un'ottima resa, ma c'è la possibilità economica di acquistarlo, perché il target è comunque maggiore e più benestante. Cosa succede? Che quel prodotto in Italia non lo si trova più, se qualora lo si trovasse costerebbe troppo, e quindi noi cittadini mangiamo il prodotto, come diceva lei, dell'est Europa, i sottoprodotti, eccetera. Sicuramente. Pur avendo un'agricoltura di alta qualità. Quindi alla fine sembra quasi che noi mangiamo gli scarti dell'Europa e il meglio va da altre parti. È mai possibile questo? E quindi prodotti invece che a chilometro zero, a chilometro no infinito, limits. esatto, no limits. Cioè, anche questo è imbarazzante. È molto imbarazzante, perché poi le conseguenze le paga sempre l'azienda agricola alla fine, piccola o grande che sia. Noi dobbiamo innanzitutto valorizzare le piccole e le medie imprese, perché queste sono le realtà del nostro territorio veneto, e l'aggregazione di queste piccole e medie imprese potrebbero anche fare una sostenibilità dal punto di vista della grandezza dell'azienda. Ma riprendendo e agganciando
tralasciando questo discorso, il problema dove sta? Sta che noi produciamo la qualità e la esportiamo, e quindi per un discorso economico, e poi siamo costretti a mangiarci dei prodotti che vengono importati di scarsa qualità. Anche le ditte mangimistiche, visto che adesso facciamo questo tipo di paragone, che trasformano i prodotti, se noi prendiamo un sacco di mangime, andiamo a leggere, vediamo che il mais utilizzato, la soia utilizzata è tutto OGM, e poi questi prodotti magari di scarsa qualità vengono assemblati insieme per fare mangime, e noi lo diamo ai nostri polli, ai nostri maiali, ai nostri bovini, e vediamo che i nostri animali non crescono. E magari i nostri prodotti di qualità li abbiamo utilizzati per fare agricoltura alternativa, magari fare energie, fare bioenergie, fare quant'altro. E io credo che dobbiamo mettere dei paletti e delle regole uguali a come le nostre aziende sono sottoposte ai controlli. Anche quel tipo di aziende agroalimentari devono essere sottoposte a controlli rigorosi. Ecco, perché esatto ci sono due pesi e due misure? Adesso poi vediamo le due pesi e due misure con gli immigrati, che è palese, no? Cioè l'Europa, l'Italia ha controlli molto severi, molto attenti, ma perché? Perché l'italiano è più furbo, vuole far più il furbo e di conseguenza deve essere più penalizzato, mentre in Europa ci sono situazioni un po' diverse, e dopo quando c'è l'emergenza l'Europa se ne lava le mani, ci lascia l'aspetto negativo. No? Sulla questione degli immigrati probabilmente questa trasmissione non sarebbe sufficiente per far emergere la situazione e la gravità in cui stiamo vivendo. Sulla questione delle regole però vi è a dire questo, forse l'agricoltura più di altri settori ha le regole comunitarie, quindi non ho dubbi nel dire che le regole che sono degli agricoltori italiani sono le stesse che sono rispettate dagli agricoltori francesi. Quindi è un prodotto sicuro, tanto quello francese, anche se viene dall'est Europa siamo tranquilli? Se sono all'interno della comunità europea non ho dubbi. Se poi qualcuno mi dice ma i controlli in Francia come vengono fatti in maniera precisa come vengono fatti qui in Italia, io penso proprio di sì, cioè io non ho elementi per dire che non è così. Quindi potremmo dire che il nostro prodotto è un prodotto che per quanto riguarda la qualità, ma per quanto riguarda la salubrità, non è invidiabile, cioè è invidiabile insieme con altri prodotti a livello europeo. Vi è da dire un'altra cosa però, perché noi siamo maestri, siamo artisti nella produzione dei nostri prodotti. Questo è il punto. Noi siamo il paese in cui è più DOP IGP a livello europeo. Perché? Perché noi siamo in grado di concretizzare quegli elementi positivi che il territorio ci dà, per dire il formaggio nelle grotte, no? Oppure certo. non so, il frumento fatto. Perché noi siamo artisti, siamo bravi nel fare il nostro mestiere. E questo è l'elemento importante che noi dobbiamo valorizzare. Il nostro prodotto perché è buono? Perché noi siamo bravi, perché il prosciutto di Parma, il prosciutto di Montagnana è buono. Beh, insomma, il maiale sarà sempre il maiale, no? Cioè, vuol dire, più o meno, ecco. Però è l'artista, cioè il nostro agricoltore, che è in grado di dare un'alimentazione diversa, che è in grado di valorizzare quel prodotto, che è in grado di fare quel prodotto un prodotto di nicchia, un prodotto importante. Per questo i nostri prodotti sono elementi importantissimi e esportabilissimi all'estero. Perché siamo bravi noi. Non sappiamo valorizzarli forse. Probabilmente sì, perché? Perché abbiamo diversi produttori, quindi non siamo in grado oggi di fare aggregazione, di far sistema. Nel momento in cui noi riusciamo a fare questo, penso che andremo molto più lontani. Per questo motivo anche all'interno del piano di sviluppo rurale, ma non solo la Regione Veneto, anche lo Stato italiano, implementa le reti di impresa, quindi l'aggregazione delle aziende agricole. Penso che questo sia fusione, aggregazione, non fusione, spieghiamo bene che ogni volta se non andiamo a parlare. La rete di impresa è l'aggregazione delle imprese, cioè se io faccio una materia prima, il mais, e tu fai l'allevamento, io posso dare il mais mio a te in maniera tale da poi produrre una carne di una certa qualità. Questo si chiama rete di impresa, cioè far mettere in rete le nostre aziende agricole, uno produce, l'altro trasforma in maniera tale da concretizzare quel prodotto. Ecco, io penso che questo sia l'altro elemento importante che come Veneto noi dobbiamo assolutamente portare a casa. Cioè, ma questo è un passaggio di mentalità. Ecco, sui giovani questo è un passaggio
più semplice da fare. Sulle vengono... aziende che hanno una certa caratteristica un po' più difficile, però ecco, noi ci impegniamo perché questo sia un elemento importante. Le reti di impresa penso che sia un elemento estremamente importante che oggi la normativa ci dà la possibilità di aggregare senza tanta burocrazia, insomma. Presidente, su questo aspetto, sulle reti di impresa, quindi lo si invoca da tantissimo tempo, può essere veramente, come diceva il direttore, può essere la strategia, la strada giusta. Avevo accennato anche prima il modo di essere organizzati in rete e quindi creare una filiera interna possa essere dal punto di vista economico una potenzialità in più per valorizzare l'attività agricola. Credo che bisogna credere in questo, bisogna essere convinti, perché i giovani magari hanno un modo diverso di rapportarsi fra di loro, come accennava il nostro direttore, talvolta l'azienda un po' più vissuta, che ha sempre pensato nel io, difficilmente accetta questo tipo di cambiamento. Mentre i giovani che hanno una visione più del noi, del gruppo, del noi e altri, probabilmente la rete può essere la strategia vincente per valorizzare i nostri prodotti. Ecco, una domanda un po' perniciosetta. Tanti sostengono, beh, ma tutto sommato l'agricoltura è anche più facilitata rispetto ad altri settori perché ricevono contribuzioni di vario genere dall'Europa, eccetera. È vero questo? E poi perché avvengono questi aiuti, questi supporti, alla luce di quale principio? Guardi, è un pensiero comune. Gli agricoltori prendono i soldi, ma guardate che non è proprio così. Va spiegata la questione. Nel senso che questi contributi che vengono dati, che tra l'altro sono diminuiti, ma questa è una sogliettezza che può rimanere qui tra noi, i contributi vengono dati agli agricoltori che fanno determinate produzioni a condizione che questi agricoltori utilizzano meno concimi, meno fitofarmaci, usano un'agricoltura più ecocompatibile, puliscono i fossi, mantengono il territorio. E devono dimostrarlo. Ovviamente lo devono dimostrare. Tutte queste regole si chiama una regola unica che si chiama condizionalità, che AVEPA, Agenzia Veneta dei Pagamenti, verifica puntualmente all'interno delle nostre aziende. All'interno delle nostre aziende un numero a campione il 10% di ogni anno, queste aziende vengono controllate dai funzionari di AVEPA, Agenzia Veneta di Pagamento, per verificare se queste regole vengono rispettate. Quindi io penso che questo sia un elemento che è un elemento importante per tutti noi, per tutta la collettività, non è un contributo che viene dato all'agricoltore. Sì, l'agricoltore a quel momento percepisce un contributo a condizione però che lui rispetti determinate regole, rispetti quelle regole che poi anche per la collettività, per la società, sono regole importanti, che sono regole della sostenibilità ambientale, territoriale. Ecco, questo è altro elemento importantissimo. Ricordo sempre che tra l'altro questi contributi vengono dati a livello europeo, cioè non è che solo l'Italia percepisce questi contributi vengono percepiti a livello europeo. Perché? Perché la politica agricola europea è una politica che va proprio nel rafforzare l'agricoltura. Ricordiamoci che l'Expo pone determinati elementi importanti, l'alimentazione. Fra qualche anno avremo 200 milioni di persone che si sposteranno da una parte all'altra del mondo perché non c'è da mangiare. E quindi la politica agricola comune che mette il primo punto, l'alimentazione, la salubrità, penso che sia una politica importante da valorizzare. Ecco, io penso che su questo poi, questo pensiero comune che gli agricoltori percepiscono i contributi sia sì un pensiero comune, però va spiegato e quindi va analizzato in maniera concreta cosa vuol dire. Assolutamente. Andiamo in pubblicità perché mi stavo dimenticando che c'era anche la pubblicità. Pochi secondi, poi ritorniamo insieme.